Buonasera e benvenuti a tutti. Un grazie a Don Giancarlo e alla parrocchia di Laiparco e tutti quelli che in qualsiasi modo hanno collaborato per darci la possibilità di proporre questa rappresentazione. E grazie naturalmente a tutti voi che siete qui a fare presenza. Adesso vi farò un breve riassunto della Prima Guerra Mondiale, o cosiddetta anche Grande Guerra, che come saprete sarà il tema della serata. Il 28 giugno 1914 a Sarajevo l'arciduca ereditario d'Austria, Francesco Ferdinando d'Asburgo, e sua moglie vennero assassinati da uno studente irredentista, facente parte dell'organizzazione patriottica e nazionalista serba. Questa fu la causa scatenante del conflitto, che avvenne un mese dopo, il 28 luglio 1914. Ma le cause erano altre, più remote e complesse. Vi era uno scontro e un contrasto tra Austria e Russia per l'egemonia dei Balcani, dopo la vittoria dell'Austria al Congresso di Berlino del 1878 e l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina nel 1908. La costituzione anche di un grande Stato serbo per opera della Russia durante la guerra dei Balcani. Inoltre vi fu anche un contrasto franco-tedesco dopo la vittoria prussiana nel 1870 e i francesi avevano grande voglia di rivincita. Inoltre vi erano anche i redentisti, come nel caso dell'Italia, che aspirava a Trento e a Trieste, e della Serbia, che aspirava alla Bosnia e all'Erzegovina. In questo complesso panorama geopolitico, i rappresentanti italiani, in un incontro segreto a Londra, concordarono di entrare in guerra a fianco della Francia e della Gran Bretagna, in cambio di appoggio finanziario e una promessa di cessione di territori presi dall'Austria-Ungheria, in particolare Trento e Trieste. L'Italia entra in guerra il 24 maggio 1915. Per quello che doveva essere per i governanti dell'epoca una guerra lampo, ma che in breve si trasformò in un'immediata tragedia, che durò per il nostro paese quasi 3 anni e mezzo. Questa guerra causò al Regio Esercito più di 650.000 vittime, dei 10 milioni di morti che si ebbero a livello mondiale. Il primo caduto italiano fu Riccardo Giusto, dell'8° Reggimento Alpini, battaglione Cividale, friulano di Udine, il quale fu colpito da un austriaco alle 2 di notte il 24 maggio 1915, il quale fu colpito a confine al Passo Solarie, vicino a Trecchia, nelle valli del Natisone. Dopo essere stato sepolto in un piccolo cimitero, nel 1923 la salma fu trasportata al Tempio Ossario di Udine, dove tuttora riposa. Inoltre, a ricordo di tutti i caduti che non sono stati identificati, il 29 ottobre 1921 partì da Aquileia un treno con a bordo i resti di un caduto senza nome. Questi resti furono scelti da Maria Bergamas, mamma di Antonio Bergamas, un irredento che aveva disertato l'esercito austriaco per unirsi a quello italiano e morto in combattimento, le cui salme non furono mai ritrovate. La donna scelse tra 11 contendenti, senza sapere chi furono queste persone e che erano morte lungo tutto il fronte della Grande Guerra. Il treno arrivò a Roma il 4 novembre e la salma fu tumulata al centro dell'altare della patria. L'Associazione Culturale Reparto Storico Alpino Fiamme Verdi vuole ricordare questa triste pagina di storia, per non dimenticare questi ragazzi che hanno dato la loro vita a far conoscere, soprattutto ai più giovani, i pensieri, le paure e le angosce e le sofferenze che provavano al fronte più di un secolo fa, e le preoccupazioni delle famiglie che a casa pregavano, attendendo notizie e sperando nel ritorno dei cari. Buonasera. Cari genitori, scrivo questo foglio nella speranza che non vi sia bisogno di farvelo pervenire. Non ne posso però fare a meno. Il pericolo è grave, imminente.
Avrei un rimorso se non dedicassi a voi questi istanti di libertà per darvi un ultimo saluto. Voi sapete che io odio la retorica. No, non è retorica quella che sto facendo. Sento in me la vita che reclama la sua parte di sole. Sento le mie ore contate. Presagisco una morte gloriosa, ma orrenda. Fra 5 ore qui sarà un inferno. Tremerà la terra, s'oscurerà il cielo. Una densa caligine coprirà ogni cosa. E rombi, e tuoni, e boati risuoneranno fra questi monti cupi come le esplosioni che in questo istante medesimo odo in lontananza. Il cielo si è fatto nuvoloso, piove. Vorrei dirvi tante cose, tante, ma voi ve le immaginate. Vi amo tutti. Darei un tesoro per potervi rivedere, ma non posso. Il mio cieco destino non vuole. Penso, in queste ultime ore di calma apparente, a te, papà, a te, mamma, che occupate il primo posto nel mio cuore, a te, o Beppe, fanciulla innocente, a te, o Adelina, addio, che vi devo dire? Mi manca la parola, un cozzare di idee, una rita di lieti, tristi fantasie, un presentimento atroce mi tolgono l'espressione. No, non è paura, io non ho paura. Mi sento ora commosso pensando a voi, a quanto lascio, ma so dimostrarmi forte dinanzi ai miei soldati, calmo e sorridente. Del resto, anch'essi hanno un morale elevatissimo. Quando riceverete questo scritto fattovi recapitare da un'anima buona, non piangete e siate forti come avrò saputo esserlo io. Un figlio morto per la patria non è mai morto. Il mio nome resti scolpito indelebilmente nell'animo dei miei fratelli. Il mio abito militare, la mia fidata pistola, se vi verrà recapitata, gelosamente conservati, stiano a testimonianza della mia fine gloriosa, e se per ventura mi sarò guadagnata una medaglia, resti a Giuseppe. O genitori, parlate fra qualche anno, quando saranno in grado di capirvi ai miei fratellini di me, morto a 20 anni per la patria. Parlate loro di me, sforzatevi a risvegliare in loro il ricordo di me. M'è doloroso il pensiero di venir dimenticato da essi. Fra 10-20 anni forse non sapranno più di avermi avuto come fratello. A voi poi mi rivolgo. Perdono vi chiedo se vi ho fatto soffrire, se vi ho dato dispiacere. Credetelo, non fu malizia, se la mia inesperta giovinezza vi ha fatto sopportare degli affanni. Vi prego di volermene perdonare. Spoglio di questa vita terrena, andrò a godere di quel bene che credo d'essermi meritato. A voi, babbo e mamma, un bacio. Un bacio solo che dica tutto il mio affetto. A Beppe, a Nino un altro, avrei un monito. Ricordatevi di vostro fratello. Sacra è la religione dei morti. Siate buoni, il mio spirito sarà con voi sempre. A voi lascio ogni mia sostanza, è poca cosa, voglio però che sia da voi gelosamente conservata. A mamma, a papà lascio il mio affetto immenso, è il ricordo più stimabile che posso loro lasciare. Alla mia zia Eugenia il crocefisso d'argento, al mio zio Giulio la mia Madonnina d'oro, la porterà certamente. La mia divisa a Beppe come le armi e le mie robe. Il portafoglio
in 100 lire, lo lascio all'attendente. Vi bacio, un bacio ardente di affetto dal vostro affezionatissimo Adolfo. Saluti a zia Amalia e a Deli e ai parenti tutti. Quelle che abbiamo appena ascoltato sono le ultime parole che il tenente Adolfo Ferrero, torinese del 3° reggimento alpini battaglione Valzora, scrisse ai genitori in una lettera testamento il 18 giugno del 1917, la vigilia della battaglia dell'Ortigara. Il giovane ufficiale morì eroicamente il giorno dopo, 19 giugno 17. Aveva 20 anni. La lettera fu rinvenuta dopo oltre 40 anni in perfetto stato di conservazione, insieme ai resti mortali di un caduto, che si presume fosse l'attendente al quale il tenente aveva consegnato la lettera perché la recapitasse a casa. Sul foglio ci sono ancora evidenti tracce di sangue. L'originale di questo manoscritto è conservato ed esposto presso il Museo del Sacrario Militare di Asiago. La corrispondenza tra i soldati al fronte e le loro famiglie sono il tema principale della rappresentazione. Attraverso la lettura dei diari di guerra e delle lettere da e per il fronte sarà ripercorso tutto il periodo bellico del primo conflitto mondiale, quindi dall'entrata in guerra dell'Italia fino al ritorno a casa degli infortunati. Non vuole essere un'esaltazione della guerra, ma il mantenere vivo nella memoria di tutti quello che accade e quali furono i sentimenti vissuti dagli uomini e dalle donne, perché non si ripetano. Precisiamo che non siamo autori, ma siamo appassionati di storia, in particolare di storia degli alpini. Vi chiediamo cortesemente di spegnere o silenziare i cellulari, di non applaudire durante la rappresentazione. E ora, prima di iniziare, vi invitiamo ad alzarvi in piedi per rendere onore ai caduti di tutti. Grazie.
chiesi di essere assegnato all'8° Reggimento Alpini, dopo aver completato il corso degli allievi ufficiali presso il 6° Alpini a Verona. Mi ero arruolato volontario all'età di 18 anni, appena ottenuto il diploma di ragioniere. Ero allora convinto che l'Italia eventualmente sarebbe entrata in guerra per completare l'unità nazionale. Alla sede del reggimento, a Udine naturalmente, venne assegnato alla 76esima compagnia del Cividale, che raggiunsi verso la fine di aprile del 1915 a Peternelli, un piccolo paese che mi parve fuori dal mondo. Di lì, verso la metà di maggio, assieme alle altre compagnie, ci trasferimmo a Drenchia, cioè a breve distanza dal confine con l'impero austro-ungarico. La sera del 23 maggio, quando andammo alla mensa per la cena, il comandante del battaglione, tenente colonnello Bacigalupi, genovese, ci disse di rimanere seduti alla fine del pasto, perché aveva un importante annuncio da farci. Egli ci comunicò quindi che allo scoccare della mezzanotte sarebbe scoppiata la guerra con il vicino. Cosa feci in quelle 3 ore circa che mi separavano dalle fatali ore 24? Io non avevo ancora ricevuto dal sarto a Verona le uniformi che avevo ordinato e pagato. Fra l'altro non avevo il cappello alpino ed ero l'unico ufficiale che doveva portare il berretto. Così la prima cosa che feci fu quella di andare in camera mia ad usare la tintura di iodio sul filetto d'argento per renderlo meno appariscente. Quindi, verso le 23, mi recai nel fienile, dove era accantonata la mia compagnia. Il comandante, capitano Bai, piemontese, piuttosto vecchiotto, non era ancora apparso. Così pensai di svegliare i soldati e dir loro che dovevamo partire e di portarsi ogni cosa, poiché non saremmo ritornati sul posto. Così partimmo, il capitano in testa e ogni ufficiale con il suo plotone, lungo il sentiero che portava al confine. La compagnia di testa era la 16ª, comandata dal capitano Della Bianca. A brevissima distanza dal confine, dove vi erano alcune guardie nemiche, venne dato l'alt e ci sedemmo. La luna splendeva. Appena vidi che la mezzanotte stava per arrivare, ordinai ai miei soldati di caricare le armi. Allora udii una voce che chiese: "Ma siamo in guerra?" E io risposi semplicemente: "Sì." Non ti ricordi quel mese d'aprile, quel lungo treno che andava ai confini, che trasportavano migliaia di bambini.
Caro padre, sono qui in trincea da più di un mese, credo. Ho perso la condizione del tempo. Non ricordo più nemmeno il giorno in cui vi ho lasciato. Siamo partiti in tanti e c'erano anche i miei amici. Sono giorni che non li vedo e credo che abbiano cessato di combattere. Come sta vostra moglie? Mi manca tanto anche lei, la sua voce, il suo profumo, la sua cucina. Con molta fatica siamo riusciti a scavare la trincea e a circondarla di filo spinato. Fin dall'alba si sentono suoni acuti, rimbombanti, forti che sogno anche la notte. Delle volte mi è capitato che mentre stavo dormendo mi svegliavo di soprassalto, credendo che avessero sparato o lanciato qualcosa. Come vi ho già detto, padre, le condizioni di vita sono molto dure. Spesso siamo costretti a camminare nelle trincee con la neve che arriva fin sopra la vita. Il clima è rigido, sta piovendo, sono poche le volte che ho visto la luce del sole. Quanto vorrei poter essere adesso vicino a voi, come quando ero bambino. Ricordate quando la madre mi stringeva al petto dicendomi che sarei diventato forte e coraggioso? Quando giocavo insieme ai miei fratelli a nascondino con la gonna della nonna? Bei tempi. Non avrei mai pensato di poter finire quassù, sul fronte, a combattere per la patria, per completare l'Italia e per sentire la soddisfazione di dire: sì, sono italiano e ho combattuto per la mia nazione. Ma accanto a questo mio incoraggiamento positivo ce n'è uno negativo che mi fa sentire un codardo, un traditore, un topo in cerca di un nascondiglio per non essere trovato. Ho paura che la morte mi prenda e mi trascini con sé. Non voglio. Mi sento colpevole, ma non so di cosa. Non sto in pace con me stesso. Mi basterebbe vedere il vostro volto, padre, per trovare un po' di forza e di fiducia. Tristemente devo lasciarvi. È arrivato il mio turno di guardia. Un abbraccio, vostro figlio Amedeo. Quando fui stato nella mia terra,
maggio del 1916 la distruzione e la morte scesero su Asiago. Il lungo Giorgio, il cannone posizionato sulle sponde del lago di Caldonazzo, iniziò a sparare bombe da 750 kg e il paese fu raso al suolo. Racconti di un profugo dell'altopiano. Ricordo quella mattina del 15 maggio 1916. I carabinieri vennero a dirci che dovevamo immediatamente lasciare le nostre case per sfollare in pianura. Le prime esplosioni arrivarono senza alcun preavviso. Fumo, polvere, schegge che sfilavano e ti facevano rabbrividire. Detriti di ogni genere che ti piovevano addosso. L'odore acre della polvere da sparo ti entrava nelle narici e in gola. E ore, tante ore. Mentre sfollavo, vidi una donna che gridava «Aiuto, aiuto, un dottore per il mio bambino che non sta bene». Teneva tra le sue braccia un bimbo di 5, forse 6 anni, con la testa a penzoloni. Per quel bambino non c'era più niente da fare, era morto. Ma la madre continuava a chiedere aiuto a tutti quelli che incontrava. Voleva salvare il suo bambino. Altre scene orribili videro i miei occhi. Amato fratello e cognata, con queste 4 righe vengo a notificarti lo stato di mia perfetta salute e così spero il simile di te e della intera tua famiglia. Amato fratello, il dispiacere che io ho avuto nell'abbandonarvi, il mio cuore si spalancava a dover abbandonare i miei cari dopo tanto bene che mi hanno fatto. Sono arrivato tanto stanco e sfinito che non potevo nemmeno stare in piedi e sono arrivato alle 11 di notte. Amato fratello, adesso si va male perché ci hanno distribuito molte cose. Il pacchetto di medicazione, 9 pacchetti di cartucce, la gavetta e un paio di scarpe. Con di più abbiamo versato un paio di scarpe, un vestito di tela, una camicia, un asciugamano, il ginocchiello, per non avere tanto peso nello zaino. Caro fratello, aspettiamo di partire ora per ora. In quel paese vicino al nostro, ossia tedesco, ci sono 4 compagnie tedesche con 11 batterie da montagna. Amato fratello, fammi il piacere di mandarmi un tuo scritto. Fammi il piacere di salutare la mamma mia. Non mi rimane altro che salutarti e 1000 baci a te e all'intera tua famiglia. Riccardo.
Secondo i dati dell'esercito italiano, circa il 50% delle truppe era analfabeta. Nonostante questo, in 4 anni di guerra furono spedite tra civili e militari oltre 4 miliardi di lettere. Mio caro marito, per la 5ª volta ti scrivo e sempre con la speranza di tue ottime notizie. Le nostre per fortuna sono buone, il raccolto è stato buono e per ora abbiamo da mangiare. Nelle altre mie non ho potuto dirti tutto quello che sento nell'animo, sempre per insufficienza di spazio. Ma senza dirtelo, te lo puoi immaginare qual è il mio desiderio che da tanto tempo brucia il mio povero cuore. Tutte le notti ti sogno e mi sembra realtà. Poi, la mattina, la delusione. Spero che questo martirio duri poco, se no non so come andrà a finire. Saluti dalla tua amatissima Ada. Caro Antonio, ieri abbiamo avuto il tuo telegramma e ci affrettiamo a risponderti. Noi tutti bene e siamo a Bologna dal 29 scorso. Dall'indirizzo che mi mandi capisco che sei all'ospedale. Sei ferito o malato, amore mio? Coraggio, ti conforti il nostro pensiero, che non ti lascia giammai, e tutto l'amore che ti porto. Scrivi, ti prego, e dimmi come stai. Ora che ti so salvo, sono più tranquilla. Quanto soffersi per te, mio adorato.
La Madonna ti ha aiutato, pregala. Luigi va a scuola dalle suore e sta bene. Vincenzo cammina da solo e comincia a balbettare. Il papà, la mamma, la zia Nelly sono tutti qui e ti mandano auguri e baci. Di Bruno abbiamo notizie. Non così di Peppino. Speriamo bene. Abbia, Antonio, baci infiniti dai tuoi bambini e dalla tua Isa. Amatissimo figlio Francesco, benché piccolo ed innocente bambino, tuo padre, tanto lontano, che forse a rivederlo non lo riconosceresti, vuole darti un consiglio che terrai a memoria fino a che avrai conoscenza. Per tutta la vita ubbidisci alla tua mamma, sii fedele e affettuoso, non mancando mai ai suoi detti. Rispetta i vecchi e aiuta i poveri. Adempi i tuoi doveri verso il prossimo e verso la tua patria. Sii virtuoso nei tuoi sentimenti e vedrai che Dio ti darà la santa benedizione come te la offre tuo padre ora che si trova tra la vita e la morte. Questo sarà un mio ricordo, un mio testamento, se la sfortuna a me toccasse di non rivederti assieme a mamma e al tuo caro fratello. E ti raccomando di dare anche a lui i dovuti consigli
quando sarai nell'essere di conoscenza. Ma se la fortuna mi assiste per poter ritornare, sarà e dovrà restare conservata questa carta come una memoria eterna nell'avvenire. Con la penna non posso dirti quanto soffre il tuo genitore per sé e per la sua patria. Tutto è dovuto all'istinto di conservazione di questa vita. Tutte le sofferenze ed i disagi, la morte momentanea che legge impone, come quella che si impose al nostro altissimo creatore Dio, che morì per noi sul patibolo della Santa Croce. Mi piange il cuore a doverti dire questo, e ne avrei ancora, ma non posso perché dovrei rigare queste pagine di pianto. Stai buono, educato ed obbediente, ama le tue nonne e mostrale sempre ed ovunque il tuo rispetto. Abbi per ultimo ancora tanto rispetto per il nonno Mario che tuo padre tiene in cuore come memoria. Basta. Baci ad Emanuele e mamma, tanti alle nonne e nonno, zie e zii tutti. Ti bacia tanto tuo padre che tanto ti pensa. Questa guerra mi sta logorando lo spirito. Vedere i cadaveri dei soldati che giacciono mutilati e denudati sulla terra devastata dagli scoppi delle bombe non provoca in me ormai nessun sentimento. Non c'è pietà o disgusto, è la normalità. E in me c'è solo gioia a sapere che sono ancora vivo. È l'egoismo della sopravvivenza. Ormai il giorno sta per finire, un'altra notte è alle porte, forse l'ultima.
Cari genitori, finalmente trovo un po' di tempo per scrivervi. Come potete immaginare, qui il lavoro non manca e trovare del tempo libero non è facile. Io sto bene, come spero anche voi. Qui la situazione è drammatica. Non avrei mai immaginato che i miei occhi un giorno avrebbero visto tanto dolore, sofferenza e morte. Le mie narici mi sono intrise dall'odore del disinfettante misto a quello del sangue che esce dalle ferite dei soldati che arrivano dalla prima linea. Soldati che soffrono perché gli manca una gamba, un braccio, un occhio, una mano. Alcuni pregano, altri imprecano, altri ancora piangono chiamando a gran voce: mamma, mamma. Ogni giorno do tutta me stessa per aiutarli, ma non sempre ci riesco. Da quel 24 maggio 1915, quando entrammo in guerra, la mia vita è cambiata totalmente. Ogni volta che i soldati vanno in battaglia, dico sempre una preghiera per loro, per poterli in qualche modo proteggere da questa guerra che di continuo toglie loro la vita. Fare la Croce Rossina mi piace molto, perché mi piace aiutare la gente che ha bisogno, soprattutto i soldati, che di continuo vengono feriti, e le ferite, la maggior parte delle volte, sono ferite gravi. Quando osservi lo sguardo o gli occhi di un soldato che sta soffrendo e ti guardi intorno, capisci già dove sei e in che mondo vivi. Pensi alla sua famiglia che a casa lo aspetta e forse non lo rivedrà mai più. Guardo ogni soldato che è stato ferito, quei suoi occhi tristi, pieni di sofferenza, che vogliono dire qualcosa, che vogliono parlarti di quello che gli è accaduto e il dolore che sta sopportando. Quando vedo queste cose mi attacco sempre di più a Dio, perché credo che Lui, con il suo aiuto, possa proteggere i soldati dalle guerre e da ogni male, possa fare in modo che questi ragazzi possano tornare alle loro famiglie. In tutti questi mesi ho capito tante cose. Come stanno i soldati nelle loro trincee, cosa provano quando vanno in battaglia e tante altre cose. L'unica cosa che io posso fare per loro è di farli guarire dalle loro sofferenze e pregare Dio per fargli avere una vita migliore. Un saluto dalla vostra amata Lucia.
Ottobre 1917. La disfatta di Caporetto. Il comando austriaco scaglia contro gli italiani le truppe che tornavano dal fronte orientale. L'attacco sfondò lo schieramento italiano a Caporetto alle 4 del 24 ottobre 1917. Ci stiamo ritirando, una colonna interminabile di soldati di ogni grado ed arma, a piedi e su carri e carretti, armati e disarmati, in condizioni di vestiario più o meno cattivo, a seconda della loro provenienza, avanza scomposta e disordinata. I quadrupedi che trainano i cannoni sono sfiniti e finiscono per crollare coprendo la strada di Carogna. Un'altra ben più triste e fiumana di vecchi e bambini piangenti, in gran parte scalzi e qualcuno seminudo, segno evidente della precipitosa fuga, carichi di tutto ciò che con loro avevano potuto portare, ingombrava le strade, rallentando la nostra marcia, mentre il brontolio delle artiglierie nemiche si avvicinava. Il servizio di sussistenza era completamente disorganizzato, tanto che si finì con l'avere a malapena una galletta al giorno e da mangiare gran turco abbrustolito. Giungemmo sulla riva destra del tagliamento, ove finalmente sostammo per un po' di riposo. All'ospedale tutto come al solito. Molti muoiono. Io non li conto quasi neanche più. Per la maggior parte di loro la morte è l'angelo buono che li solleva dalle loro immani sofferenze. Tutti i letti sono occupati, si vede sangue dappertutto. Chirurghi e infermieri lavorano giorno e notte. I feriti sono molti e hanno un aspetto terribile. Di qualcuno si vedono poi soltanto brandelli pendenti di carne e di sangue. Uno piange, quell'altro si lamenta, il terzo prega o implora aiuto. Un ufficiale detta le sue ultime volontà. Nei loro occhi si vede la paura, ma anche tanta dignità. Mi chiedono il perché di tutto questo. Non so rispondere. Mi rattrista il pensiero che muoiono lontano dalle loro famiglie e dai loro cari e che giacciano qui completamente soli. Solo Dio sa come avrebbero desiderato un istante prima della morte un caro viso conosciuto. Ma così è la guerra, questa maledetta guerra.
Carissimi genitori, rispondo alla vostra lettera da me tanto desiderata, la quale mi ha fatto molto piacere nel sentire che siete tutti in perfetta salute e così vi posso assicurare che segue di me. Sono rimasto molto contento nel sentire che avete ricomprato i vitelli e le vacche. In più mi dite che avete rivenduti i vitelli e avete fatto un bel guadagno. Carissimi genitori, ora vi faccio sapere che ho ricevuto il vaglia di lire 8. Più sento che volete sapere dove mi trovo e se sono sempre in Italia. In quanto a trovarmi, io mi trovo nella pianura friulana e sono diversi giorni, ma non state in pensiero perché per ora sono distante sempre dal fuoco e mi trovo da una buona parte perché almeno siamo a riparo. Qui termino di scrivere con salutarvi tutti in famiglia, più saluterete amici e parenti e chi domanda di me. In più saluterete il padrone da parte mia. Di nuovo vi saluto dandovi una stretta di mano e mi firmo vostro figlio Giacomo. «1918, o tutti eroi, o tutti accoppati». Dopo Caporetto, il generale Cadorna, a cui fu imputata la disfatta dell'esercito italiano, fu sostituito dal generale Armando Diaz, il quale seppe riorganizzare l'esercito dallo sconforto e dal disordine di Caporetto. L'impossibile, l'inverosimile, l'assurdo è accaduto. Chi poteva se n'è andato. I feriti no, non potevamo lasciarli soli ad attendere e affrontare l'invasione austriaca. Alla paura del primo incontro con il nemico è subentrato uno stato d'animo che non è rassegnazione, non è disperazione, ma la sicurezza di chi, in una situazione tanto desolante, nulla ha da rimproverarsi, perché nulla poteva evitare. Mia cara Lucia, quando questa lettera ti sarà pervenuta, io sarò morto fucilato. Ecco perché. Giorni fa, verso le 5 di sera, dopo 2 ore di violento bombardamento, in una trincea della prima linea, mentre stavamo finendo la nostra zuppa, degli austriaci sono penetrati nella trincea e mi hanno fatto prigioniero con 2 miei compagni. Io sono riuscito ad approfittare di un momento di rissa e di disordine per scappare. Ho poi seguito i miei compagni e ho raggiunto le nostre linee. A causa di ciò sono stato accusato di abbandono del posto in presenza di nemici. Siamo passati in 24 davanti al Consiglio di guerra. 6 sono stati condannati a morte, tra questi 6 ci sono io. Non sono più colpevole degli altri, ma c'è bisogno di un esempio. Il mio portafogli ti arriverà con quello che c'è dentro. Ti devo fare i miei ultimi saluti in fretta, con le lacrime agli occhi, l'anima in pena. Io ti domando umilmente in ginocchio perdono per tutta la tristezza che ti causerò e per l'imbarazzo nel quale ti metterò. Mia piccola Lucia, ancora una volta scusa. Mi confesserò all'istante e spero di rivederti in un mondo migliore. Muoio innocente del crimine di abbandono del posto che mi è imputato. Se invece di scappare fossi rimasto prigioniero degli austriaci, avrei avuto la vita salva. È il destino.
Il mio ultimo pensiero è a te fino alla fine. Per sempre, tuo Giorgio. Ci troviamo appostati sulla riva destra del Piave. Sembra che gli austriaci abbiano scatenato un'altra offensiva per sfondare le nostre difese, ma noi resistiamo, anche se ci troviamo da 2 giorni sotto il tiro dell'artiglieria nemica. Rispondiamo a diversi assalti e per ora li abbiamo tutti respinti. Gli uomini della mia compagnia sono esausti, molti sono i caduti e i feriti. I rinforzi tardano ad arrivare. Non so per quanto tempo possiamo ancora resistere in queste condizioni. Il comando ci ha ordinato di resistere o morire. Mamma carissima, pochi minuti prima di andare all'assalto ti invio il mio pensiero affettuosissimo. Un fuoco infernale di artiglieria e di bombarde sconvolge, nel momento che ti scrivo, tutto il terreno intorno a noi. Non avevo mai visto tanta rovina. È terribile. Sembra che tutto debba essere inghiottito da un'immensa fornace. Eppure col tuo aiuto, con l'aiuto di Dio e della Madonna, il mio animo è sereno. Farò il mio dovere fino all'ultimo.
l'esercito austriaco, ovvero l'esercito austro-ungarico. Come si sa, la guerra è fatta da eserciti che si combattono, ma gli eserciti sono composti da uomini che a loro volta sono padri, figli, fratelli, operai, contadini e impiegati che si affrontano sui campi di battaglia per uccidersi, solo perché a ognuno di loro è stato dato un fucile, solo perché quello che si chiama nemico, e non Franz, Carlo, Giuseppe, Stefano o Giorgio. L'esercito austriaco nel 1918 era ormai allo stremo delle forze, senza vettovagli e a corto di munizioni. Amato Giuseppe, mi trovo con la mia famiglia a Carmignano. Qui non abbiamo molto da mangiare, non c'è lavoro per guadagnare e vivere degnamente. La mia sorellina più piccola ha la pellagra. Il medico ha detto che deve bere latte e mangiare carne, ma non sappiamo come fare. Domani dovrò andare da una signora ricca per vedere se mi prende come domestica. Spero tanto di sì, così potrò aiutare la mia sorellina. Sono 2 mesi che non ho tue notizie. Spero che dopo questa lettera tu mi risponda. Ho tanta voglia di rivederti, di sentire il tuo abbraccio e i tuoi baci. Se puoi, mandami una tua foto, che la tengo sempre con me. Un saluto dalla tua amata Lucia. L'avanzata verso la vittoria. Alle 3 del mattino del 24 ottobre 1918, l'artiglieria del 30° Corpo d'Armata aprì il fuoco contro le postazioni nemiche sul Grappa. Frattanto, l'azione si era sviluppata anche sul Piave, che però tra la sera del 23 e il mattino del 24 si era ingrossato in modo pauroso per le piogge intense. Ma l'ordine era di passare e i pontieri fecero uno sforzo disumano per costruire un ponte di barche. Oggi, 26 ottobre 1918, è arrivato l'ordine del comando dell'8ª Armata di passare il Piave. La nostra artiglieria ha sparato per diverse ore verso l'altra sponda del fiume e alle 5 di questa mattina, con la mia compagnia, abbiamo attraversato il ponte di barche, fatto dai pontieri il giorno prima. Siamo partiti a scaglioni. La prima ondata di uomini che stava attraversando è stata falciata dalle raffiche della mitragliatrice nemica. Non si poteva avanzare. Così è intervenuto un plotone di arditi che ha attraversato il fiume a nuoto. Tenendosi alle corde per non farsi trascinare dalla corrente, sono riusciti in un'ora a eliminare la mitragliatrice, rendendo così sicuro il nostro passaggio. Bollettino della vittoria. Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, del
sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte all'occidente dalle truppe della 7ª armata e ad oriente da quelle della prima, sesta e quarta, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, della 8ª, della 7ª armata e delle divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, su altezza reale, il duca La Rocca avanza rapidamente alla testa della sua invicta 7ª armata, amerante di ritornare sulle posizioni da essa, già vittoriosamente conquistate e mai aveva perduto. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nell'accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento. Ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano difeso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale Diaz. Finalmente arrivammo all'armistizio. Tutta una confusione, ma il giorno 7 novembre 1918, ansioso di ritornare a casa senza licenza, riuscii ad arrivare a Brescia e a salire su di un treno merci pieno di profughi che andavano a Treviso, ma ad un controllo dei carabinieri mi trovarono senza licenza. Mi fecero scendere e mi rimandarono da dove ero venuto, ma il giorno dopo riuscii ad arrivare fino a Treviso e poi, un po' a piedi e un po' in camion, arrivai a casa il 10 novembre alle 2 di notte. Buio e nebbia. Non osando entrare in casa, mi acquattai sotto la finestra per sentire se ci fosse qualcuno, ma dopo un quarto d'ora di attesa, non resistendo più, presi un pugno di ghiaia e lo gettai contro gli scuri. Sentii una voce allarmata dai sassi. Era mia madre e sentii aprire la finestra e vidi che qualcuno guardava nell'oscurità. Sentii dire: povera mamma, non c'è nessuno. Allora dissi: sì, c'è qualcuno. E voi siete tutti? Mi risposero: sì, siamo tutti. E tu come stai? Stai bene? Commosso aggiunsi: no, ho una gran fame, ma una contentezza a trovarvi tutti salvi.
Enrico, Adriano, e Mauro. La voce narrante Andrea. Alla tromba Matteo. I clarinetti Ilaria, Gaspare e Matteo. Ringraziamo per l'arrangiamento Elena.